La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti, per tutti coloro che cercano nella fatica un riposo e un divertimento ancora più grande. Benvenuti tra le nuvole, benvenuti ad Asiago, dove anche la fretta si ferma a guardare e aspetta. Nei primi anni del 1900 qui esisteva un piccolo laghetto, il paesaggio non era sicuramente così. Poi i cittadini di questa meravigliosa località decisero di dar vita proprio commercialmente parlando ad Asiago e nacque quindi Piazza Carli. Chissà com'era Asiago 100 anni fa, prima della Prima Guerra Mondiale. Ne parliamo con Emanuele Cunico. Benvenuta Ida. Grazie, grazie. Sì, a rispondere alla tua domanda posso dirti che Asiago era già un centro turistico che stava nascendo. Era una ridente cittadina ma che si voleva trasformare, aveva capito che c'era voglia di montagna già 100 anni fa, questa riscoperta della montagna e dei paesaggi alpini e dei paesi alpini. Ecco che Asiago inizia già dai primi del Novecento con le prime ville Liberty anche ad affascinare il centro e ad attrarre anche i primi ricchi che potevano permettersi queste bellissime ville in montagna. Arriviamo agli anni 30-40 e Asiago fa un altro salto di qualità. È una delle cittadine, delle primissime cittadine d'Italia che propone le colonie estive. Sì, i centri montani proponevano i primi sport invernali. Era tutta un'opera del fascismo, però comunque ridiede vita al turismo e fece riconoscere Asiago. Per arrivare poi negli anni 50. Quando invece il turismo divenne per fortuna anche un qualcosa agevole a tutti e quindi anche le famiglie iniziarono a riscoprire l'altopiano. Dagli anni 50 agli anni 80 è un attimo e Asiago ancora pioniera, presenta la prima tappa del Festival Bar. Sì, il Festival Bar è nato proprio qui. È nato proprio qui. Le manifestazioni del Festival Bar si svolgevano proprio in questa piazza, qui era montato il palco. Abbiamo tutti i cantanti della musica leggera italiana di quegli anni, da Celentano in avanti, che hanno calcato i palchi qui. Certo. E hanno anche la casa qui ad Asiago, alcuni di loro. Difatti molti hanno la casa qui ad Asiago. Sì, Asiago incanalò anche il percorso della musica. Sì, abbiamo iniziato così e noi portiamo tutta questa Asiago nelle case dei nostri telespettatori. Andiamo. Negozi che sostengono l'economia e Asiago al giorno d'oggi è il più grande centro commerciale all'aperto, vero Mirko? Certo, grazie Ida. Quanti sono i negozi qui ad Asiago? Allora, i negozi ad Asiago sono circa 300 e si passa dal piccolo alimentari con prodotti tipici per passare all'abbigliamento, gioiellerie e negozi, pasticcerie, gelaterie e anche ristoranti. Asiago, la città viva, la città che vive 365 giorni l'anno. Siete riusciti a destagionalizzare completamente una cittadina che era prettamente e solo turistica. Come? Beh, durante l'anno organizziamo sempre eventi enogastronomici e culturali, ma soprattutto di valorizzazione del territorio. E questa è una cosa importante. Per richiamare sempre più turisti che arrivano da dove? Turisti, famiglie, ultimamente arrivano anche da regioni che fino a anni fa non arrivavano, parliamo anche dell'Emilia Romagna, piuttosto della Toscana, stiamo crescendo molto. Ma Asiago non è solo commercio, Asiago è molto di più. È anche turismo e sport. Certo, e una cosa molto importante è che a pochi passi dal centro partono tutti i percorsi e per le famiglie soprattutto. Parliamo in inverno con le ciaspolate e per tutto il resto dell'anno comunque abbiamo i percorsi mountain bike, a piedi o anche a cavallo. Abbiamo anche molte attività per le famiglie come il villaggio del Lignome a Caberlaba, l'Acropark, tutte attività green soprattutto che alla gente
piace perché sono all'aperto e hanno anche lo spazio per rigenerarsi e per staccare la spina. Mirko, i prodotti tipici del territorio fanno la parte del leone. Certo, soprattutto ricollegandomi a prima che parlavamo delle attività, i piccoli alimentari, soprattutto nel nostro paese, vendono prodotti tipici di qualità eccezionale e questo è importante, come il formaggio, le marmellate, tutte cose che non troviamo magari nelle grandi città, ma qui per noi sono il nostro pezzo forte. La storia qui ad Asiago si fonde con il territorio e con i prodotti di questa meravigliosa terra, vero Emanuele? Certo, questo come abbiamo detto prima è l'altopiano del Verde, ma anche l'altopiano del Pascolo. È l'altopiano quindi dell'allevamento, e qui abbiamo i salumi prodotti nel nostro territorio, ma anche l'altopiano del latte, quindi del formaggio. Il latte è stato, soprattutto il formaggio, è stato il modo per conservare il latte. Nata Emanuele nel 1909. Sì, questo è l'edificio della stazione che collegava il paese con la pianura, perché qui aveva creato una prima rete ferroviaria montana e quindi divenne subito indissolubile creare un parco con la ricostruzione a fianco del paese per creare un polmone verde per le famiglie, per i giochi e adibito anche a monumento sacrale della Prima Guerra Mondiale. Quindi questo era l'anteprima per chi arrivava in paese. Ma vediamo un attimo come è cambiato nel tempo. Sta arrivando Andrea Paganin con la sua e-bike, sì, perché sarà proprio lui che ci spiegherà quanti sport si possono praticare qui. Ciao Andrea! Buongiorno, sono tantissimi gli sport che si possono praticare qui, a pochi passi dal centro, sport all'aria aperta che spaziano fra sport, tra natura, cultura e non sono per forza passeggiate o attività faticose, difficili, possono anche essere brevi passeggiate, brevi attività per rigenerarsi, per ricaricare le pile tra i boschi del nostro altopiano, dove appunto la natura, la cultura, la storia del nostro altopiano sta in primo luogo e perché no anche degli ottimi pranzi, degli ottimi spuntini che è possibile fare qui in montagna, dove la gastronomia genuina e buona sta in primo piano. Qual è lo sport più richiesto? Ma negli ultimi anni le bike vanno veramente molto, sono degli ottimi mezzi che ci consentono di raggiungere anche dei luoghi un po' più difficili che senza un buon allenamento si raggiungerebbero. In questo meraviglioso parco troviamo diverse piante in questo piccolo giardino che è stato ricreato qualche anno fa. Abbiamo qui a pochi metri abbiamo anche i campi da tennis, dunque sempre bellissime attività sportive, e poi parte la pista ciclopedonale del Trenino che collega appunto vari comuni. Per le mie spalle invece vi è un bellissimo parco giochi che da qualche anno è stato riqualificato nel post tempesta Vaia, dove le famiglie qui veramente trovano molto. Ma non è finita qui, perché sì, parliamo di centro e per quanto riguarda fuori centro ci sono delle innovazioni veramente particolari quest'anno qui ad Asiago, una vera e propria scoperta. Sì, proprio qui dietro c'è il Caberlaba che da quest'estate avrà un'importante novità, ci sarà un bellissimo parco naturalistico adatto a famiglie dove svolgere delle bellissime attività sportive. Allora, sai cosa ti dico? Mi presti la tua bicicletta, perché io voglio passare questa piccola montagna e andare e provare il brivido, anch'io, della e-bike. Andiamo tutti insieme alla località Caberlaba. A 1000 metri precisi di altezza troviamo la località Caberlaba. Sì, questa è stata la prima località sciistica aperta qui ad Asiago, vero Emanuele? Certo Ida, qui nel 1956 venne costruita la prima slittovia che era composta da due slitte che portavano su, una scendeva, una saliva e portava gli sciatori, ma soprattutto nel 1972 qui viene creato il primo impianto di neve artificiale in Europa, proprio per garantire la sciabilità di queste colline. Gli anni passano ma le tradizioni restano, sì, ma anche le cose più innovative nascono sempre qui ad Asiago. Si
pensa che le piste da sci siano idonee solo agli sport invernali e invece no, non è così, vero Paolo? No, non è così, abbiamo dovuto un po' reinventarci grazie all'intervento che ha fatto il comune negli anni per quanto riguarda il laghetto per l'adozione dell'acqua per la neve artificiale e la seggiovia. Ci siamo inventati, grazie al ritorno del neopresidente, che allora era l'ex proprietario Paolo Casellato, siamo sviluppata la parte estiva. La parte estiva significa tutta una serie di piste per le mountain bike o comunque il downhill, flyline, zipline e bob su rotaia che ce l'hanno consegnato l'altro giorno. Un acropark, e queste saranno tutte attività estive che ci permetteranno in gran parte di lavorare sia d'estate, ma se non dovesse nevicare anche d'inverno. Abbiamo cominciato i lavori del posizionamento del downhill, che la prima pista l'abbiamo finita, sarà finita a giorni. Cosa vuol dire downhill? È praticamente la discesa con delle mountain bike dove si sale con la seggiovia e si scende con la mountain bike. Bello. La prima è finita e a detta di chi la sta costruendo è una delle piste più belle che ci saranno in Italia. Parliamo di numeri, sì, perché questa è la quarta località in tutta Italia dove si potrà praticare questo sport, questa disciplina, ma qui è unica in tutta Italia perché? Questa è unica in tutta Italia perché, a differenza delle altre località, noi abbiamo concentrato più attività, quindi troviamo il fun bob, troviamo 4 piste di downhill, poi troviamo una zipline, una flyline e un parco avventura. Quindi una concentrazione, quindi un parco avventura. Un parco avventura che sarà pronto ormai per l'estate. Sarà pronto nel giro di un mese e mezzo, la prima fase. La prima fase vuol dire 2 piste di downhill, il fun bob e il parco avventura. Il resto viene completato entro la primavera prossima, quindi un'altra pista di downhill, la zip line entro l'inverno viene completata e la flyline invece verrà completata entro l'estate prossima. Queste sono le nostre tempistiche. A supportare questo grande divertimento non possono mancare le strutture ricettive e anche l'enogastronomia, naturalmente. Esattamente, del posto, che tra parentesi in questo caso fanno parte della società, quindi i soci stessi proprietari degli alberghi sono anche i proprietari della società che vanno a sviluppare queste attività. Un ringraziamento particolare all'amministrazione, che è stata lungimirante rispetto a altre amministrazioni, quindi ha investito 4 milioni sul Caberlava, noi ne investiamo altri 5 alla fin fine su un progetto estivo invernale. Quindi grazie molte all'amministrazione che ci ha creduto su questa zona. Da non dimenticare la strada di collegamento che abbiamo eseguito, che parte dal centro di Asiago fino al Caberlava, una ciclopedonale in corso d'opera, e quindi alla fin fine sarà finita entro l'estate. Abbiamo detto Asiago, una città che vive 365 giorni l'anno, figuriamoci adesso che parte la bella stagione. Davide, cosa ci aspetta? Durante la stagione estiva organizziamo numerosi eventi da Asiago Live, quindi numerosi concerti in centro storico, Piazza Asiago, Made in Malga a settembre per concludere la stagione estiva, ma quest'anno organizziamo anche le notti bianche ad Asiago, tutti i venerdì sera di luglio. Organizziamo degli intrattenimenti musicali nelle varie piazze, negozi aperti, intrattenimento itinerante per le vie e per le piazze del centro storico e anche animazioni per i bambini. Quindi negozi aperti tutte le sere fino a che ora di venerdì? Dalle 21 alle 23:30 negozi aperti e tanta animazione e divertimento per i nostri ospiti. Asiago, città meravigliosa, che vi aspetta per essere vissuta 365 giorni l'anno. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di Itinerari. Buona serata.